La posizione di questa azienda è una posizione del tutto, per carità, rispettabile, perché ognuno a casa sua fa quello che vuole. Ha disponibilità per pagarsi i tamponi, bene, ha questa disponibilità, però non vorrei che venga magari sfruttata come una presa di posizione da parte di qualcuno del mondo dell'impresa a favore di chi è contrario al Green Pass, di chi è contrario alla vaccinazione. Questa è la considerazione del presidente di Unioncamere Veneto Pozza di fronte alla scelta della dirigenza di Ecor Natura Sì, azienda di San Vendemiano che si occupa di prodotti alimentari biologici, di pagare i tamponi ai dipendenti che non intendono vaccinarsi, alla luce dell'estensione dell'obbligo Green Pass a tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. La certificazione verde, dice Pozza, è un primo passo sperando di arrivare all'obbligo vaccinale, altrimenti, aggiunge, da questa pandemia non se ne esce in un momento poi di ripresa economica. Vacciniamoci in modo tale da mettere in sicurezza noi per primi, la nostra famiglia, il nostro posto di lavoro e soprattutto la possibilità di avere un reddito, la possibilità di mantenere la nostra famiglia perché l'economia tira. L'invito ad immunizzarsi arriva anche dal direttore generale dell'USL 2 Benazzi, che a proposito della scelta dell'azienda biotrevigiana dice: credo sia anche, lo dico a loro, un brutto segnale per chi va a comprare da loro, perché indubbiamente io, se vado in un negozio, se vado a prendere anche cose alimentari, gradirei che quello che ovviamente mi fornisce gli alimenti fosse vaccinato. Il presidente Zaia sul tema tamponi per i lavoratori parla di una partita da affrontare a livello nazionale, ricordando le richieste dei governatori di rivedere i prezzi dei test. Abbiamo anche chiesto non solo di diminuire i prezzi dei tamponi, ma addirittura di prolungare la durata, quindi non le 48 ore ma pensare alle 72 ore. Questi potevano essere già due elementi per attutire il peso, visto e considerato che stiamo parlando di tamponi a persone che magari potrebbero vaccinarsi e decidono di non vaccinarsi. È una libertà vaccinale, va rispettata, in presenza comunque di un servizio vaccinale che è gratuito. Sulla vicenda invece dei test pagati dall'azienda di San Vendemiano ai dipendenti, il presidente aggiunge: E questa è una forma sicuramente che poi organizzata porta a un risparmio, perché se hai massa critica e tanti lavoratori probabilmente riesce anche a gestirla in maniera più agevole. La verità è che io spero che questo periodo finisca velocemente, non se ne esca con queste due fazioni sì, no, perché non ha nessun senso uscire dalla società spaccata a metà.